Allora, stasera abbiamo una serata con Stefania Cuccu, che avrebbe dovuto fare questa presentazione il mese scorso, però l'ha dovuta rinviare per dei motivi, e quindi la presentazione dei Desaparecidos in Argentina, come vi ho mandato la prefazione per messaggio, quindi l'ascolteremo stasera. Ci saranno da vedere dei filmati, ci racconterà anche, insomma, questa vicenda. Ci saranno delle letture con delle testimonianze. Vi auguro una buona serata. E allora puoi iniziare. Ringraziamenti a tutti per la pazienza, ringraziamenti anche a Pierluigi, perché insomma ti avevo prenotato la presentazione già il mese scorso, ma a causa di influenza ho dovuto rinviare. Allora parto con questa immagine, che poi è l'immagine, è l'avvio del mio lavoro, un lavoro particolare che non sono andata a cercare, ma mi è capitato e mi sono sentita, non dico in dovere, mi sono sentita proprio come una sorta di ringraziamento anche nei confronti di chi mi ha dato questa fiducia, e l'ho portata avanti. È un lavoro particolare, che ora vado a raccontarvi, perché tutto nasce quando il caro Ziulai, ve lo ricordate, il giornalista che oggi non c'è più, mi prese un po' sotto la sua ala protettiva, ci teneva tanto che io facessi un percorso da giornalista e l'ho seguito un po' tra litigate con lui, perché avevamo tutti e due un carattere abbastanza acceso, però effettivamente siamo andati avanti così, e lui è stato, devo ringraziarlo per questo, mi ha portato in questo percorso, e un giorno mi sono trovata a partecipare a una riunione dei circoli degli emigrati sardi nel mondo, proprio come giornalista, dovevo raccontare insomma come si svolgeva quella serata, però in quella circostanza ci fu una grande festa, una grande gioia, perché veniva riconosciuto il circolo degli emigrati sardi in Patagonia, Neuquén, e il presidente Oscar Fava, appunto proprio la persona con cui è un siciliano alla guida di un circolo degli emigrati sardi. Quello mi incuriosì, perché diceva: che ci fa un siciliano a guidare un circolo degli emigrati sardi? E chiesi di poter parlare con lui. E così nel 2000, stiamo parlando del 2023, mi trovai così la notte di Natale a parlare con lui e a chiedergli come mai questa scelta. E lui mi raccontò una storia molto triste, che poi è stata l'avvio del mio lavoro. Questa ragazza che vedete nella foto era sua moglie, Maria Maddalena Signorini Falchi, nata in Sardegna, a Mara, da un padre marchigiano ma da una madre sarda, trasferiti in Argentina per motivi di lavoro. Durante il periodo della dittatura fu catturata, torturata, riuscirono a liberarla e fu portata in Sardegna, ma dopo la dittatura tornò in Argentina. Il tempo di conoscere Oscar, sposarsi, avere questa bimba, e lei morì. Morì anche a seguito perché la dittatura, perché quella tortura che aveva subito avevano lasciato un segno profondo nel suo corpo, nella sua mente. E Oscar, per rispetto e per amore nei confronti della moglie, porta avanti quello che era il desiderio della moglie di mantenere un legame con la Sardegna attraverso il circolo degli emigrati sardi. Lo ha fatto per tanti anni gratuitamente, portando avanti corsi di italiano, un legame con la Sardegna molto profondo, finché poi nel 2023 è stato riconosciuto quel circolo. Ora, per me sentir parlare di torture e della storia della dittatura, della desaparizione, era la prima volta, o meglio, ne avevo sentito parlare, ma sapete, come quegli argomenti che un po' lascio un po' da parte dicendo vabbè, me ne occuperò un giorno. Quel giorno era arrivato in quel momento, e dicevo: ma perché dittatura non se ne parla? Non se ne parla neanche nei nostri programmi scolastici. E allora, presa un po' anche dalla vergogna della mia ignoranza, oltre che dal dovere nei confronti di Oscar, perché ho detto: Oscar, qui non se ne parla neanche in Sardegna di tutto questo. Cercherò di fare qualcosa per ricordare la tua storia, quella di Maria Maddalena, così come quella di tanti sardi che hanno lasciato la vita e le speranze in Argentina. Da lì, in effetti non sapevo come la cosa si sarebbe svolta. È nato un libro che però non è un manuale di storia vero e proprio, è una raccolta di testimonianze di chi ha vissuto quel periodo e può testimoniare che cosa è successo. E poi
andando avanti, altri emigrati sardi, il circolo di Charleroi, il circolo di Amburgo. Questo libro è stato portato in tutte le scuole della Sardegna e quindi il tutto è andato ben oltre quello che poteva essere il mio desiderio iniziale, e per questo comunque questo si è concluso praticamente l'anno scorso. Però sono qui ora per raccontarvi un po' il tutto e se mi permettete, stando nei tempi, faccio una piccola premessa storica per poi andare alle testimonianze. La premessa storica è quella che vi racconta perché i sardi sono emigrati in Argentina. Noi sappiamo che l'emigrazione sarda è iniziata già sul finire del 1800, ma l'emigrazione più forte si è avuta dopo la seconda guerra mondiale. Ci sono stati flussi migratori verso l'Europa, così come verso il Sud America. L'Argentina perché veniva scelta? Perché in modo particolare, qui ci sono delle foto storiche che dimostrano come ai tempi partivamo proprio per fame e per necessità. Siamo sempre stati un popolo di migranti, lo siamo sempre stati e lo saremo ancora, anche se per ragioni differenti. Per quanto riguarda l'Argentina, noi sappiamo che la produzione agricola era insufficiente per il fabbisogno del paese, terreni vasti che avevano bisogno di essere coltivati, mancava la forza lavoro. E allora la legge sull'immigrazione varata nel 1876 prevedeva che venissero affidati degli appezzamenti di terreno gratuitamente alle famiglie, a patto però che trasferissero la loro residenza e iniziassero a lavorare la terra. Si trasferirono in tanti, non parliamo solo della Sardegna, ma parliamo dell'Italia da tutto il mondo. Pensate agli spagnoli agevolati dalla conoscenza della lingua, tantissimi italiani, e i sardi, man mano partirono anche i sardi, e addirittura mi raccontarono che molti partivano da soli e poi i matrimoni avvenivano per procura, cioè le donne, le ragazzine che neanche conoscevano i loro mariti, firmavano il loro contratto prima di partire, poi un viaggio di 24 giorni li portava in Argentina a vivere a iniziare una vita completamente sconosciuta. Ed ecco qui che tra il 1950 e il 1970 tantissime persone si trasferirono in Argentina. E qui diciamo che i sardi mi hanno raccontato di essersi sempre trovati bene, però ovviamente la difficoltà maggiore qual era? Noi parlavamo il dialetto all'epoca e quindi anche solo parlare con gli italiani diventava difficile e quindi insomma i loro scambi non erano facilitati dalla lingua. Ecco che i sardi si trovano a creare delle prime associazioni, addirittura si ha notizia che dopo il 1930 si crea la prima associazione dei sardi, ma si trattava di qualcosa un gruppo di persone che si riuniva nei bar per parlare il dialetto, per conservare le proprie tradizioni, ma la prima vera e propria associazione di sardi ce l'abbiamo nel 1936 con l'associazione Sardos Unidos del Socorro Mutuo di Buenos Aires, con lo scopo di unire e aiutare i sardi che si trasferivano in Argentina. Unire e aiutare i sardi che si trasferivano in Argentina diventerà anche la missione di Cosimo Tavera, un sardo nato a Itiri che si trasferì molto prima, nel 1945 circa, per lavorare però non nell'agricoltura. Aveva un contratto con la Casiraghi di Alghero per lavorare nel settore dell'edilizia, un contratto di circa 2 anni, in quelle partenze da giovani dove si dice vado fuori, raccolgo un po' di soldi e poi torno in Sardegna. In realtà Cosimo non tornerà mai in Sardegna. Per quale motivo? Lui partiva con una speranza nel cuore, quella di ritrovare i suoi zii, che erano partiti molto prima di lui, però non avevano più dato notizia. Certo era un periodo in cui vi ricordate che per fare una telefonata in America bisognava spendere uno stipendio e quindi anche fare una telefonata o anche la lettera, persone che non sapevano neanche scrivere dovevano andare da una persona particolare che scriveva la letterina e poi la inviava. Però erano passati tanti anni e di questi zii si erano perse le tracce. Stiamo parlando di 3 fratelli della madre. Ecco che testardo come un sardo, lui si organizza per lavorare e per andare alla ricerca, poi mappare tutti i sardi presenti a Buenos Aires per cercare proprio questi zii. Riuscirà a trovarne soltanto uno.
in uno stato di profonda indigenza e che morirà di lì a poco. Questo lo portò a capire una cosa, che al di là di tutte le favole che si potevano raccontare in Sardegna, chi partiva, tutti quelli che partivano non facevano fortuna. Alcuni per orgoglio, dignità, non davano neanche più notizie di loro, ma purtroppo non tutti hanno fatto fortuna in Argentina. E Gavino era uno di questi. Il fratello della madre, lo zio che era stato ritrovato da Cosimo. Cosimo decise così di restare in Argentina, di aiutare i sardi. Diventerà il presidente della federazione dei circoli in Argentina. Qui lo vedete negli ultimi anni della sua vita insieme a sua figlia Margherita Tavera, che oggi guida la federazione dei circoli in Argentina. Pensate che era partito come un semplice manovale nel settore dell'edilizia, è diventato un grande imprenditore nel settore dei salumi. La sua impresa esiste ancora e ha dato tantissimo lavoro ai sardi e li ha aiutati sia nel lavoro sia economicamente. È stato premiato dal Presidente della Repubblica, ha avuto tantissimi titoli, quindi riporto soltanto alcuni: Cavaliere della Solidarietà della Stella, Cavaliere della Repubblica Italiana, Navicella della Sardegna e così via. Cosimo è arrivato in Argentina, pensate, dopo 24 giorni di navigazione. La nave partiva da Genova. Quando ho fatto delle presentazioni qualcuno mi ha raccontato anche che insomma anche c'è stato qualcuno che è partito in Argentina con gli stessi viaggi, e mi raccontava che durante questi giorni di navigazione qualcuno non ce la faceva, moriva e veniva gettato in mare. Giusto? Questo lo raccontavo un po' come testimonianza. Come? Non ho sentito, qualcuno intervenuto. Allora, Cosimo era partito in Argentina il 24 marzo del 49. 24 marzo è una data particolare, non basatevi sull'anno perché poi la dittatura di cui vi parlerò è quella del 1976, ma il 24 marzo è una data particolare perché è proprio la giornata del ricordo, la giornata della memoria. E cosa ricorda? Ricorda l'inizio della dittatura in Argentina. In realtà in Argentina le dittature si sono susseguite dal 1930 fino all'ultima, poi sul finire del 1900, però la più cruenta è stata quella del 1976. E vediamo a piccoli passi di raccontarvi come. Chiedo supporto perché non capisco come mai non veda l'intera immagine. Non si sa, non so. Non è che c'è da ripicciolire qualcosa? No. Piccolo piccolo? No, vabbè. Vado. Ok. Giusto piccoli, cerco di fare un piccolo cenno a quello che è stata la premessa storica. Tra il 1946 e il 1955, che sono gli anni della forte migrazione, l'Argentina è guidata da Juan Domingo Perón. Il peronismo è un movimento politico particolare, diciamo che alcuni vi racconteranno che esistono i peronisti di sinistra e i peronisti di destra. Perón comunque, ecco qui, almeno qui la foto lo fa vedere, era una figura un po' controversa, apprezzata sia dalle forze di sinistra che dalle forze di destra, che era riuscita a elaborare una politica a favore delle classi sociali più deboli. Soprattutto aveva favorito il diritto di sciopero, accesso libero all'università, la possibilità anche di potersi curare, diritti che noi in Italia avevamo già raggiunto, ma che lì erano ancora delle novità. Però si era procurato l'ostilità della Chiesa, facilitando il divorzio, leggi che ostacolavano l'istruzione religiosa, tanto da essere scomunicato dal Papa. Ed ecco che nel 1955 ci fu il primo colpo di Stato e fu destituito. Esiliò poi in Spagna e fu sostituito dalla dittatura militare. Dal 1955 al 1973, quando poi tornerà in Argentina, ecco però che il paese è investito da una grande crisi, da grandi disordini e proteste generali, perché la dittatura che si era instaurata aveva cercato di riportare indietro il paese e quindi non favorire neanche la libertà di iscrizione all'università. I più colpiti furono soprattutto gli studenti da questa politica repressiva.
si formarono tantissimi gruppi contrari alla dittatura militare, tra questi Monteneros, che provenivano dall'Azione Cattolica e dalla gioventù peronista, l'ERP, l'Esercito Rivoluzionario del Popolo, le Forze Armate Rivoluzionarie, e dall'altra la AAA, l'Alleanza Anticomunista Argentina. Potrei semplificare forse di destra e di sinistra, ma è troppo riduttivo. Sappiamo comunque che la AAA, la troveremo, ne riparlerò dopo, questi gruppi si scontravano addirittura tra di loro, entravano addirittura in conflitto tra di loro, quindi l'Argentina è investita da un disordine generale. E di fronte ad una situazione del genere il paese pensa e spera che al rientro di Perón nel 1973, sto cercando di tagliare, ecco qui, finalmente il paese torni nuovamente alla situazione di prima, alla situazione di calma, ma destino vuole che Perón muoia nel 1974. Pochi mesi dopo muore di morte naturale e lascia la guida del paese a sua moglie Isabelita Perón. Isabelita Perón era una ballerina, proveniva dal mondo dello spettacolo, non era in grado di gestire un paese con una situazione così disordinata. La persona che la influenzerà in peggio sarà José Rega della AAA, portandola a firmare il decreto 261 del 75, detto dell'annientamento dell'azione di sovversione, con la quale si inizia a eliminare tutti i sovversivi, eliminarli fisicamente. Ma non si è trattato di una eliminazione degli omicidi veri e propri, si è trattato di far sparire le persone, ecco perché si parla di desaparizione. Perché questo? Nel momento in cui c'è un corpo c'è un omicida, c'è un reato, nel momento in cui il corpo non c'è, nessuno può essere accusato, soprattutto in Argentina. Noi abbiamo anche il processo indiziario, ma in Argentina questo no. Ed ecco qui. Quello è stato solo l'inizio, il preambolo, perché poi il 24 marzo, e qui torna la data, la giornata del ricordo, del 76, anche Isabelita Perón viene destituita, viene mandata via, e salgono al potere Videla, Massera e Agosti, e a capo dell'esercito, a capo della marina militare e a capo dell'aviazione, che mettono in atto un piano di sterminio generale. La particolarità per cui ancora oggi è difficile parlare in Argentina, nella stessa Argentina, di questo argomento, è che questo piano di sterminio avveniva durante la notte. Durante il giorno l'Argentina era perfettamente normale, la gente andava a scuola, nei ristoranti, nelle biblioteche. Durante la notte i militari vestiti in borghese andavano a prendere i giovani, li portavano nei centri di tortura, sono contati circa 600 centri di tortura. Perché li portavano nei centri di tortura? Perché volevano sapere i nomi dei loro compagni, dove erano nascosti gli altri possibili sovversivi. Dopodiché li eliminavano. Ma l'eliminazione, come vi ho detto prima, non si trattava di ammazzare e far ritrovare il corpo. In alcuni casi si è trattato anche di far ritrovare il corpo e di simulare delle risse che non esistevano, ma in molti casi si parla dei voli della morte. Venivano caricati, drogati, caricati sugli aerei e poi scaricati da un'altezza che ovviamente non lasciava scampo, perché da una certa altezza, quando ti tuffi in mare, il mare diventa cemento, e scaricati nel Mar della Plata. E qui ovviamente i pesci facevano sparire il corpo. La desaparizione è una metodologia particolare, perché nel momento in cui non c'è più il corpo, non ritrova il corpo, la famiglia continua a sperare che quella persona torni. Quanti casi noi sappiamo oggi di persone che ancora cercano i loro parenti scomparsi? Razionalmente, noi sappiamo, ora provate a pensare, quando andiamo a seppellire i nostri morti, quello è un primo processo di elaborazione del lutto. Da lì in poi noi riusciamo pian piano, razionalmente e emotivamente, a ricostruirci. Ma chi non ha mai visto
il corpo di quel ragazzo che fino al giorno prima era lì con te, continuerà a sperare ancora che quella persona torni. Dietro questa operazione si è scoperto che non tutto partiva dall'Argentina. In realtà oggi non è più una sorpresa con tutto quello che stiamo vivendo, ma dietro questo piano di sterminio generale chi c'era? Gli Stati Uniti. Delle strisce. Ormai non è più una sorpresa, nel senso che da quello che stiamo vivendo oggi ci rendiamo conto come è organizzato, come è gestito il mondo. Il piano Condor in realtà cosa riguardava? Una pulizia generale che non toccava soltanto l'Argentina, Bolivia, Cile, Uruguay, tutta l'America e il Sud America, tanto che nessuno poteva sfuggire dall'Argentina, andare nei paesi confinanti, perché veniva comunque trovato. Era un piano di pulizia generale organizzato sì dagli argentini, ma alle spalle c'erano gli Stati Uniti che avevano finanziato, che avevano comunque aiutato, non solo economicamente, ma anche rinforzando l'esercito e le forze militari. Vi sorprende? No. No, ormai da quello che stiamo vivendo oggi penso che... Che schifo. Ed ecco qui, torture, sparizioni e uccisioni. Con chi si accanirono? Soprattutto con i giovani. Pensate ai giovani delle università, ma università come psicologia, lettere, i giornalisti pensavano che queste categorie fossero capaci di plasmare elementi. Ma qual era la paura dell'America di allora, ma anche oggi? Che le forze comuniste, diciamo così, anche se poi non si utilizza questo termine, la sinistra passasse al potere. Era un'America sconfitta allora che temeva che ci fosse una rivoluzione da parte di questi giovani. Ma dopo vi farò vedere un'intervista a Enrico Calamai, che era il console italiano in Argentina, che vi dirà che queste forze rivoluzionarie, tutto sommato erano 2000 persone, non sarebbero mai state capaci di rovesciare il sistema. Ma loro, pensate, forze rivoluzionarie, giovani rivoluzionari, circa 3.000, ne hanno fatto sparire 30.000. Perché tutto questo? Perché anche chi veniva trovato a parlare con quella persona potenzialmente pericolosa veniva fatta sparire. Erano tutti potenzialmente pericolosi. E quindi, vi dicevo, i ragazzi delle facoltà di psicologia, Maria Magdalena, che vi ho citato prima, studiava psicologia, giornalisti, musicisti, persone capaci di plasmare elementi. Mondiali del 1978, pensate, tutto questo accadeva tra il 1976 e il 1984, ma nel 1978 si svolsero i mondiali in Argentina e tutto il mondo stava lì a guardare i mondiali, mentre in Argentina si torturava e si ammazzavano delle persone. Fu anche questo uno stratagemma per nascondere al mondo quello che stava accadendo. Addirittura penso che l'Argentina in quell'occasione vinse anche i mondiali. Sì. Ma in quell'occasione scesero in piazza le mamme di Piazza De Maio. Perché scesero in piazza? Innanzitutto andavano a cercare i loro figli, ma quando andavano dai militari, i militari dicevano: non si preoccupi, sarà scappato con la fidanzata, tornerà, se non ha fatto niente di male tornerà. Era la risposta classica che si dava a tutti, però vedi che uno non torna, due non tornano, 1000 non tornano, e così cominciano a scendere in piazza con i fazzoletti bianchi in testa, dove era ricamato il nome del proprio figlio con le foto dei loro figli. Ma perché scesero in piazza? Scesero soprattutto perché volevano attirare l'attenzione delle televisioni nazionali e fare in modo che il loro messaggio arrivasse a tutto il mondo. È arrivato ben poco, o meglio, i potenti sapevano ma non intervenivano. Allora, la questione Pinochet in Cile era stata più sporca, uso questo termine, ora non mi viene un altro perché? Perché Pinochet aveva dato in pasto alle immagini nazionali quegli orrori e quindi aveva provocato lo sdegno internazionale. L'Argentina è stata più furba. L'Argentina, un giorno la vita procedeva normale. Di notte si andavano a catturare, a torturare questi ragazzi, che addirittura restavano nei centri di tortura anche mesi. Pensate alle ragazze in tutto questo, tra il 76 e l'84, ma la cosa era iniziata anche prima,
c'erano anche delle ragazze incinte. E che fine facevano i figli di queste ragazze? Venivano lasciate nei centri di tortura fino al momento in cui, al momento del parto, i bambini venivano donati alle famiglie dei militari che magari non avevano avuto figli, però la mamma veniva fatta sparire. Sapendo questo, le madri di Piazza De Maio a un certo punto riuscirono, allora qui vedete la piazza, gli era stato impedito di stare ferme nella piazza e quindi facevano un cerchio e giravano in tondo nella Piazza De Maio ogni giovedì. Parlando tra loro e parlando anche con chi veniva rilasciato, perché qualcuno veniva rilasciato proprio con lo scopo di terrorizzare, portare il terrore anche a chi era ancora vivo tra i loro compagni. Scoprirono che insomma quei figli probabilmente non sarebbero mai tornati, anche se la loro speranza è rimasta sempre. Però scoprirono anche che c'erano dei nipoti che erano stati dati alle famiglie in adozione e quindi si costituirono come le nonne di Piazza De Maio. Oggi sentite parlare delle nonne, delle abuelas. Stiamo parlando di donne che oggi hanno più di 90 anni e progressivamente ci stanno lasciando, ma la loro associazione, tanto osteggiata da Milei che ha anche tagliato i fondi ultimamente, la loro associazione è riuscita a trovare circa 140 nipoti. Quando parlo di nipoti, però non immaginate bambini in fasce, sono ormai ragazzi di 50 anni, di 40-50 anni, e tra questi c'è Daniel Santuccio, che è un ragazzo, Daniel Santuccio perché lo nomino? Perché in realtà ho avuto il piacere di conoscere la sorella Florencia, che lavora a Roma, e di questo ritrovamento lei ha realizzato un film e quindi mi ha dato la possibilità di portarlo in giro per le scuole a far vedere effettivamente che cos'era la realtà dell'Argentina. È in lingua spagnola ma con sottotitoli in italiano. Yo soy Daniel Santucho Navajas y lo puedo decir porque hoy sé mi identidad. Durante 46 años me llamé Daniel González. Era consciente, ¿no?, de haber nacido durante la dictadura y mi apropiador fue policía durante la dictadura. Cuando yo nací, la edad de mi apropiadora, alrededor de los 50 años, yo voy a hablar con mi apropiador y en cada discusión con él, en cada vez que yo le exigía que me dijera la verdad, y él ponerse nervioso y escapar de la situación, me daba esa seguridad de que algo me estaba ocultando. Tenía dudas de si realmente se podía haber apropiado de mí. Abuelas de Plaza de Mayo es un organismo que se creó para buscar a aquellos bebés que fueron robados durante la dictadura. Llegaron a poder hacer pruebas de ADN y bueno, y acercarme a abuelas claramente era el camino a seguir y después hacerme el estudio. Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Sardi. Muy nervioso, muy ansioso, no veía la hora de poder ver a papá y a mi hermano. Habíamos encontrado a mi hijo, una cosa muy fuerte. Y me puse a pensar, en Cristina. Por querer conocer, por querer saber. Obviamente la primera pregunta era
sobre Cristina Navaja, sobre mamá. Cuando la conocí a Cristina, el trabajo que hacíamos era un trabajo sindical. Ella estaba militando en el partido. Ella era bastante politizada, bastante izquierdista. Íbamos a estudiar a la Facultad de Teología de la Universidad Católica que quedaba en Villa Devoto. Bueno, Questa è la casa te voy a contar un dell'identità. poquito dónde estamos, dónde se encuentra esta casa. Estamos en el espacio de Memoria y Derechos Humanos, así que ahora vamos a ir recorriendo un poco por acá, vamos conociendo un poquito más. Acá estamos frente a este panel que simboliza un poco lo que es la Asociación de Abuela de Plaza de Mayo, cuyos miembros son las familias de esta persona, las familias de los desaparecidos, digamos, que a los que les fueron robados sus hijos en el momento del secuestro o que nacieron en cautiverio. La abuela Cristina, En realidad, contamina por Me acuerdo de eso. las abuelas, cuando empezaron a buscar, estimaron en 500 los bebés que tenían que encontrar. Obviamente no podemos hablar de las abuelas sin hablar primero de las madres de Plaza de Mayo. Se organizaron para encontrar a los hijos que habían sido desaparecidos. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Miles en todo el país, miles. ¿Dónde están nuestros hijos? Les rogamos a ustedes, por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Cuando fueron confirmando las informaciones que en los centros clandestinos nacían los bebés, se dieron cuenta que se tenían que organizar de otra manera para poder encontrarlos y ahí fundan la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Lograron encontrar, digamos, este índice de abuelidad. Está la abuela, Nélida Navaja, nuestra abuela, y Mary Crequín, como ya dije, la jefa de un grupo de investigación bastante amplio, bastante más grande. ¿Y ustedes en la escuela? ¿Y eso cómo fue recibido? Se pusieron contentos y hicieron preguntas también. Y ya él lo quería contar y quería contarle a mis compañeros mi nuovo apellido. Vado avanti per farvi vedere quelli che sono i centri di tortura. Questo era il centro di tortura dove è nato Daniel. Esto empieza a funcionar fines del 74. Las primeras víctimas ingresaban por el portón y los traían secuestrados en calidad de desaparecidos por un patrullero de la policía de la provincia. Ingresaban por ahí, por donde está cerrado, los hacían doblar y se metían subiendo las escaleras, pasaban la puerta, por acá ingresaban y seguían subiendo para el centro clandestino. Todos los testimonios de los sobrevivientes hablan del piso rojo, porque todos venían con capucha o con tabique. O sea, lo primero que decían de este lugar era el que tenía el piso rojo. Sindicalistas, obreros, estudiantes. Aquí vinieron y aquí fueron secuestrados. Y acá también tenemos una foto histórica de estos vidrios, se veía cuando bajaban a las embarazadas sobre una charla traída por 2 de los guardias que la ingresaban a maternidad clandestina o a la sala de tortura. O sea, la traían hasta acá. Y acá parían las compañeras. Debajo de la planta baja había una radio que todo el día pasaba música. Y al momento que ingresaba alguna de las compañeras a parir, la música se subía a todo lo que daba como intención de
tapar los gritos, ¿no? O el llanto de ese niño, niña que nacía aquí. Las atendía el doctor Jorge Berger, médico de la policía, y otros integrantes de este lugar para quedarse con el niño, niña que nacía. La única que no está acá en esta foto, porque todas ellas están desaparecidas todavía, es Adriana Calvo, porque ella, si bien parió en el camino a esta maternidad clandestina, la dejan con su bebé, con Teresa la dejan y la llevan a una celda que hay en este mismo piso y pasa esa noche. Primero Vergés le corta el cordón con un cuchillo sucio y después, bueno, la suben acá a la maternidad y le hacen hacer lo que le hacían hacer a todas. Después de sacarle la placenta de un solo golpe, bueno, tuvo que limpiarle lo que había ensuciado. Acá había una camilla, me dejaron ahí o ahí, no sé, en una mesa. Ahí la suben con las subversivas, que son las que le daban el plato de comida y las que me salvaron la identidad a mí, la vida de ella y también la vida mía, entiendo. La mamá de él. Qué bueno que apareciste, que te encontraste. O sea que tu mamá estuvo solo 13 días en Rosario. ¿Acá? Pero a las chicas las trasladaron el 25. Sí. Ella la pidió partida. En el pozo de Banfield funcionó una de las maternidades clandestinas más importantes de la provincia de Buenos Aires, al menos 9 partos en una de las cocinas del edificio. Me entro en esa sala, había una camilla en el centro, y todo alrededor tenía azulejos, una mesada de azulejos blancos. Me hace dejar a Teresa en esa mesada de azulejos. Esos 13 días que yo pasé Banfield con Teresa en brazos, Teresa desnuda absolutamente, sin pañales, sin abrigo, sin nada. La inmensa, la indescriptible solidaridad que yo recibí de tu compañera. Ella dejaba de comer para que yo pudiera alimentar a Teresa. Todas las compañeras, alrededor de 20, se pusieron delante mío, adentro del calabozo, estando como leonas. No se la llevan, no se la llevan, y era imposible que me la sacaran. Se formaron una muralla humana. Y Teresa se quedó conmigo. Es un lugar puro, frío, pero también sentir que nada, que fue el último lugar que estuve con mamá y estar acá me hace sentir un poco cerca de ella, no hay un lugar físico al cual yo pueda llevarle flores o acercarme y decir, bueno, acá está mi mamá. Qué bonita. Cuando visitamos el pozo de Banfield, mis nenas iban conscientes de lo que había sucedido ahí, que crezcan sabiendo lo valiente que fue su abuela. Me hace muy bien de poder hablarlo y compartirlo desde ya, desde este momento, ¿no? Y por eso... Allora, come vedete, vi ha descritto Daniel Santucci, un ragazzo che è stato ritrovato da grande, sta cercando di ricostruire le proprie origini con la propria famiglia. E questo filmato è stato girato proprio da Florencia, la ragazza riccia che stava nel filmato. La ragazza invece dai capelli lunghi, Teresa, è nata anche lei nel centro di tortura, però in quel caso ha raccontato le compagne di cella della mamma si sono messe intorno a lei e non gli hanno consentito di prendere la bambina. Ed ecco che Teresa è stata salvata e anche la madre sono state salvate in questo modo, sono state poi liberate. La madre ha potuto testimoniare al processo, era la signora che oggi non c'è più che stava testimoniando al processo. E Teresa, la ragazza che è entrata nel filmato.
dice alla fine Daniel, non ho visto mia madre, ma sapere che è stata qui mi fa sentire un po' più vicino a lei, contrariamente a tutti gli altri che invece hanno perso i loro parenti e ancora sperano, a distanza di tanti anni, in un rientro. La dittatura si terminò nel 1983-84, quando, per cause quasi sconosciute, diciamo così, anche se poi si ipotizza qualcosa, ma l'Argentina entrò in guerra per riconquistare le isole Malvinas. Isole Malvinas che geograficamente potevano anche appartenere, pensiamo così, al suo territorio, ma in realtà erano sotto l'occupazione degli inglesi da tantissimi anni. Quindi era un'insensata azione di guerra. Tra l'altro una situazione come quella dell'Argentina, un paese povero fondamentalmente, con tutto quello che stava attraversando, gli inglesi riuscirono a sconfiggerli nel giro di poco. Ecco che furono indette le elezioni democratiche. Nel 1984 salì al potere Raúl Alfonsín con la promessa di punire tutti i responsabili di questi anni bui. In realtà non si fece nulla, perché tutto sommato le forze militari che avevano creato questi colpi di Stato che salivano al potere comunque erano sempre lì, che minacciavano un altro colpo di Stato, e quindi di fronte a questo terrore Raúl Alfonsín si trovò costretto a varare una prima legge, la legge di punto finale, con la quale si obbligavano i magistrati a portare avanti i processi, ma si dovevano concludere nel giro di poco, di 60 giorni. Noi sappiamo che la magistratura richiede molto più tempo. I magistrati riuscirono comunque a portare avanti il processo, ma a questo punto, di fronte al timore di un altro colpo di Stato, Raúl Alfonsín si trovò costretto a elaborare un'altra legge, la legge di punto finale, con la quale, la legge, scusatemi, di obbedienza debita, con la quale nessun militare poteva essere punito, perché si erano trovati costretti a obbedire degli ordini che venivano dall'alto e loro non erano punibili. Cosa succede? Nessuno viene punito. Chi ha subito quei torti vive costantemente a fianco dei militari che li avevano torturati, delle famiglie che avevano perso i loro figli. O pensate ad esempio ad una persona come Maria Maddalena, che torna in Argentina alla fine della dittatura con la speranza che tutto sia finito e che i colpevoli vengano puniti, e si ritrova a vivere quotidianamente con chi invece l'aveva torturata. Il suo cuore non regge e muore di infarto. Ma questi sono problemi che riguardano non solo lei. Abbiamo i fratelli Zida di Orune. Uno dei due viene Mario e Francesco. Mario viene ammazzato, ma proprio ammazzato in un conflitto a fuoco, quindi il suo corpo viene ritrovato. Risulta tra le persone che sono morte durante la dittatura, non tra i desaparecidos, perché desaparecidos si intende proprio chi è scomparso, la persona di cui non abbiamo avuto neanche il corpo. Mario viene ammazzato, mentre Francesco, un ragazzino all'epoca, catturato, torturato, viene rilasciato. Francesco morirà pochi anni dopo di tumore. Parliamo di quei casi di malattie che arrivano dopo grandi sofferenze. Il caso di Mario, scusatemi, poi l'ho ricordato un giorno che sono capitata a Urune a fare la presentazione quest'estate ed era appena stato ammazzato un ragazzo. E allora me ne sono approfittata per leggere un articolo che avevo trovato svolazzante di un prete di Pitti che stava proprio in Argentina e che racconta di quando fu ammazzato Mario. Mario era un ragazzo di 20 anni, uno studente, e la madre non pronunciò parole di odio nei confronti di nessuno, ma addirittura disse a gran voce: perdono gli uccisori di mio figlio perché non sanno chi era mio figlio. E riporta poi il prete queste parole: il 15 settembre celebrai in una chiesa di Buenos Aires una santa messa in suffragio dei fratelli Mario e Francesco. Era una domenica ed era presente Angelica con gli emigrati di Viti e di Orune. Durante la predica ricordai ai fedeli il gesto della donna di Orune. Al saluto della pace scesi dall'altare e l'abbracciai come una sorella. Lei piangeva. L'Argentina ha bisogno di questi gesti che spingono alla riconciliazione e al perdono cristiano.
Però il mio pensiero vola lontano, alla cara diocesi di Muro, alla parrocchia di Orune. Ripenso ai tanti fatti di sangue originati da vecchi odi che hanno sfociato nelle vendette e negli omicidi a catena. Il perdono cristiano e la riconciliazione fraterna sono più che mai urgenti. Serva di esempio il gesto di Angelina Chessa, che ha saputo perdonare gli assassini di suo figlio. Mario e Francesco Zidda, come vi ho detto prima, non risultano tra i Desaparecidos Sardi. Lo dico perché molte volte mi hanno detto: ma hai fatto un libro sui Desaparecidos Sardi, ma i Desaparecidos non sono tanti. A parte che ce ne fosse solo uno, meriterebbe soltanto quello. Ok, però i Desaparecidos di cui si ha notizia sono circa una decina, ma ce ne sono tante altre persone che sono morte, come in questo caso, o per omicidio oppure per sofferenze che sono sopraggiunte dopo la tortura. Vi lascio leggere le testimonianze di alcuni e poi posso sforare, perché devo raccontarvi una storia che è quella poi più importante, del desaparecido di Martino Mastino, la cui storia è stata raccontata anche sul libro El Dano di Carlo Figari, per arrivare poi a un altro elemento importante, che è quello che racconta di Luigi Cogodi, un avvocato sardo che ha portato avanti. Le vicende dei Desaparecidos Sardi erano entrate a far parte della storia dell'Argentina e la sete di giustizia portò alle condanne degli assassini. I sardi non volevano dimenticare né perdonare. Non conosciamo la sorte di Mario Mastino, ma sappiamo il modo in cui fu sequestrato, i nomi dei militari che andarono a prenderlo, come e quando uccisero Mario Bonarino Marras. Ci sono i testimoni che videro e raccontarono. Per questo i due sardi sono diventati il simbolo del processo che si è celebrato a Roma contro i militari argentini e quindi idealmente rappresentano tutti i desaparecidos italiani. Dalla memoria dei sopravvissuti emersero altri nomi di desaparecidos di origine sarda, fino ad allora sconosciuti e sui quali si iniziò a investigare. Giuseppe Ghisu di Orosei, sequestrato nella città di Palomar nel luglio del 1976, Vittorio e Anna Maria Perdighe, originari di Samugheo, Mario Zidda, assassinato a Paceco nel 1974, e Francesco Zidda, operaio della Fiat, scomparso nel giugno del 1977. Quando la dittatura ebbe inizio, gli argentini pensarono che si trattasse del solito colpo di Stato, ma le persone sparivano e la gente non capiva dove e soprattutto perché. Di fronte alle richieste dei familiari degli scomparsi, i militari dicevano di non sapere e facevano credere che la persona scomparsa fosse scappata con l'amante. Quando gli scomparsi diventarono troppi per essere tutti fuggiti per questioni sentimentali, la gente cominciò a sentire una sensazione di paura e la paura contagiò l'intero paese. La Desaparecidos è una metodologia repressiva diabolicamente perfetta. Nella mente umana, se non c'è un cadavere, non c'è il morto. Non si può credere che una persona che fino a poco tempo fa stava lì con te, ora sia deceduta, se non c'è il cadavere a testimoniarlo. Ci si aggrappa alla speranza che finirà per apparire. La cosa tremenda della Desaparecidos è che uccide 2 volte, perché nonostante tu sappia che il tuo familiare è morto, non riesci a crederlo. Ci sono genitori e fratelli che ancora oggi aspettano, perché non riescono ad accettare che un ragazzo, magari di 14 o 15 anni, sia morto. I centri clandestini di detenzione e tortura arrivarono ad essere più di 600. All'interno i detenuti erano torturati con tecniche estremamente crudeli, fra cui la picana, elettrodi collegati a un'automobile o a un motore e posti sul corpo dei torturati. I centri clandestini furono dei veri e propri luoghi dell'orrore.
fuori dal controllo delle istituzioni formali. Spesso dipendevano dalla fazione militare che li gestiva e in quel modo era difficile capire per gli stessi militari chi fosse detenuto illegalmente. Per eliminare 2000 guerriglieri che si opponevano alla dittatura ne ammazzarono 30.000. Poi bisogna aggiungere le migliaia di persone fucilate nei conflitti a fuoco organizzati dalla polizia, dall'esercito e 1,5 milioni di esiliati che scappavano da quell'orrore. C'erano tanti campi clandestini. Uno di questi era chiamato l'Olimpo. L'hanno chiamato così i torturatori perché loro erano gli dei. Qui portavano i sequestrati che entravano ammanettati e incappucciati, poi ne uscivano cadaveri o resi irriconoscibili dalle torture. Vado a raccontarvi la questione relativa a Martino Mastino. Questi sono i centri di tortura, cioè, che oggi sono diventati dei musei, dei centri del ricordo. Andiamo avanti. Ed ecco qua Luigi Cogodi, chissà chi di voi lo riconosce. Luigi Cogodi era assessore al lavoro nel 1988, quando decise di andare in Argentina. Io questa storia non l'ho conosciuta direttamente, questa storia l'ho conosciuta per caso. Dico sempre che le cose avvengono per caso nella vita, ma non è mai un caso. Forse c'è qualcosa che ti porta di qui, insomma, perché alla fin fine il mio libro era più o meno finito, quando a un certo punto gli argentini mi inseriscono in una chat, quelle chat noiose, sapete, dove compaiono sempre ogni 2 secondi, dico, esco fuori subito, non lo posso sopportare, ecco che mi collego e leggo, sono il presidente dell'associazione Mastino Marras di Tres Nuragues. Prendo subito il telefono, chiamo. Avevo già sentito parlare di questa associazione Mastino Marras che si trova a Tres Nuragues, ma non rispondeva nessuno al telefono, quindi a un certo punto avevo rinunciato. In realtà il presidente si chiama Alberto Secchi, che era caro amico e segretario di Luigi Cogodi, e quindi oltretutto è un gran chiacchierone, quindi quando l'ho contattato per telefono mi ha raccontato tutta questa storia che era bellissima, non poteva non essere raccontata. Luigi Cogodi, quando nel 1988 da assessore al lavoro decise di andare a trovare, di organizzare una conferenza con tutti gli emigrati sardi del mondo, i rappresentanti dei circoli ovviamente, ma decise anche di far precedere questa conferenza da una visita direttamente sul luogo. E iniziò proprio dall'Argentina. Si trovò così a Buenos Aires a parlare con gli emigrati ed ecco che in quella circostanza si avvicinarono due persone anziane. Purtroppo non ci aiuta l'immagine, comunque in quella circostanza si avvicinarono 2 persone anziane, la madre e il padre di Martino Mastino. Si avvicinarono perché in realtà Luigi Cogodi aveva proposto anche la possibilità per gli emigranti di lunga data di poter ritornare in Sardegna con un viaggio pagato dalla regione appositamente per ricongiungersi alla propria terra. Ecco che si avvicinò Maria Mastino e chiese e disse proprio: noi siamo partiti in Argentina in cerca di lavoro con la speranza di dare un futuro ai nostri figli. Oggi i nostri figli non ci sono più, noi siamo rimasti qui ma non abbiamo più i soldi per poter tornare nella nostra terra e ci piacerebbe tornare lì almeno una volta prima di morire, però non ci sono più i nostri figli, ce li hanno portati via, non sappiamo dove siano. Queste parole in uno come Luigi Cogodi non entravano da un'orecchia e uscivano dall'altra. Luigi Cogodi era una persona, un avvocato anche molto combattivo. Ecco che inizia a capire che cosa è successo. Quelle parole pronunciate da queste 2 persone anziane rappresentano l'inizio di una vicenda giudiziaria, ma anche di una vicenda umana particolare, che ha portato anche l'assessorato al lavoro ad una attenzione più grande nei confronti degli emigrati, ma ha portato poi a un risultato enorme da parte di Luigi Cogodi. Oggi è stata intitolata anche una strada a Luigi,
Perché? Perché Luigi Cogodi ha preso in mano la situazione, ha portato avanti un processo che ha portato al riconoscimento di Martino Mastino come desaparecido. Prima di allora tutte le persone scomparse si diceva che erano scomparse per motivi personali, che se ne erano andati via, che erano andati via con la fidanzata. Ma se mi date ancora un po', 10 minuti, riusciamo? Vi racconto un po' la storia. Chi era Martino Mastino, Mario Bonarino Marras, Santina. Santina e Martino sono fratello e sorella. Santina sposata con Mario Bonarino Marras. Martino e Santina partono da Tres Nuragues, piccolissimi, insieme ai genitori in cerca di lavoro in Argentina. Qui Martino compie i suoi studi, entra a lavorare in fabbrica e diventa sindacalista, una delle persone più pericolose, considerate più pericolose e sovversive dalla dittatura argentina. Viene catturato prima del 1976, catturato, torturato e poi rilasciato. Si nasconderà nell'isola di Carabi, ecco qui, dove c'era un altro sardo, Giambattista Masala di Tres Nuragues, chiamato Joan. Qui la vita proseguiva tranquilla, tanto che una domenica decidono di fare un incontro con i genitori, con la sorella, con il cognato Mario Bonarino Marras, una arrostita del maialetto alla sarda. Manca qualcosa all'ora di pranzo e Martino prende la barca, perché stavamo negli isolotti del fiume, e va in negozio, nel negozietto. Quando rientra si rende conto che sull'isolotto hanno già attraccato i militari. Si getta nel fiume, nuota e raggiunge l'isolotto vicino, ma i militari, credendo di aver trovato lui, sparano al cognato Mario Bonarino Marras, che aveva in braccio la bimba, riesce a far da scudo, la bimba si salva, ma Mario Bonarino Marras muore. Martino Mastino riuscirà invece a nascondersi ancora nell'isolotto vicino, finché trova un passaggio per arrivare alla parrocchia di Talar de Pacheco, dove incontrerà sua madre. Cosa stava facendo la madre nel frattempo? Cosa stavano facendo loro, grazie anche al consolato italiano? Stavano cercando di avere passaporto per farlo andare direttamente in Italia. Era tutto pronto. Diciamo, queste sono le ultime parole che pronuncerà poi Martino. Però Martino, sentendosi anche in colpa per la morte del cognato, chiede di poter incontrare sua sorella Santina, per poterle chiedere scusa, per poterla salutare l'ultima volta, ma Santina viene pedinata dai militari che trovano il nascondiglio di Martino, lo portano via e da quel giorno risulta scomparso. Da qui Luigi Cogodi ricostruisce l'intera vicenda e riesce nel 1999 a far riaprire il caso in Italia, perché vi ricordate in Argentina c'era la legge di punto finale, la legge di obbedienza debita e non si poteva fare nulla. Ma tutte le testimonianze che erano state portate avanti e prese da magistrati di allora, tutti quei testimoni vengono portati in Italia. Pensate che il libro El Tano, se vi è capitato di leggerlo, dove si racconta in particolare la storia di Martino, il guadagno insomma, di quel libro è servito proprio per pagare tutti i viaggi di queste persone. È stato un bellissimo gesto e si è attivata una catena di solidarietà enorme anche da parte degli albergatori da Cagliari a Villa Simius per ospitare queste persone. Allora, se è stato portato avanti il processo, vi dicevo, è stato riaperto il processo a Roma e Luigi Cogodi è riuscito a far condannare i colpevoli, ma soprattutto condannare una parola grossa, perché sappiamo che non essendoci un accordo tra l'Italia e l'Argentina non c'è l'estradizione, quindi non li possiamo mettere in carcere. Però la cosa più grande è stato il riconoscimento di Martino Mastino come desaparecido, il primo caso al mondo. E quel processo ha rappresentato un precedente, tanto che sono stati riaperti i processi un po' in tutto il mondo, a partire da quello che ha fatto Luigi. Questa è stata una grande cosa, ecco perché oggi siamo arrivati, dal 1999 a oggi, siamo arrivati a intitolare una strada a Luigi Cogodi. Poi, ovvio che spesso anche per ragioni politiche
insomma, non si parla di eventi come questo, ma in realtà questo è stato un evento importante. A Tres Nuragues è stato aperto il centro Mastinum Marras, che racconta tutte le vicende dei Desaparecidos Sardi. È un ricordo e anche un tributo a tutte le persone che sono partite, e Tres Nuragues è uno dei centri che ha pagato il maggior prezzo, perché sono partiti in tanti per l'Argentina. Questi sono i nomi che abbiamo già citato prima, anche se per loro non è stato fatto un processo, perché non ci sono gli elementi per portare avanti un processo. E in alcuni casi, come ad esempio Mario cita, Francesco cita, non si tratta di desaparecidos, ma di persone. Mario è stato ammazzato, Francesco è morto di malattia, ma una malattia che porta alle spalle una grande sofferenza. Ecco qui Maria Rita Vittorio Graziano Perdighe, Giovanni Chisu di Orosei. Ed ecco qui, grazie a Luigi Cogodi, siamo più coscienti del nostro dovere come cittadini, lottare contro tutte le discriminazioni a favore di una giustizia che non conosce confini. Questo libricino che io ho poi portato nelle scuole, insomma, è un libricino che, come vi ho detto, non è un manuale di storia, ma una raccolta di testimonianze di vita, a dare un po' un senso più concreto, ma quello che poi è successo, perché vi racconta di persone ordinarie, persone come noi, quindi ci dà anche un invito a pensare che nessuna vita è sprecata o non ha un senso. Tutti facciamo la storia, anche quando crediamo di non avere un pezzo, una parte importante all'interno della società. Tutti in realtà costruiamo la nostra storia e tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo.